Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La scorsa settimana Panorama Sardo si è aperto negli uffici della sede regionale della Confederazione Nazionale Artigiani. Abbiamo parlato di economia in un momento particolare, con la richiesta della decadenza della Presidente Todde, con il ricorso inoltrato nei giorni scorsi. Oggi siamo nella sede del mercato agroalimentare della Sardegna per fare il punto della situazione su come è andato il 2024 nella vostra attività e quali sono le previsioni per l'anno nuovo. Licheri. Allora, il 2024 non è andato male, si è confermato, diciamo, il trend degli ultimi anni, cioè il mercato lavora molto bene durante la stagione estiva, o meglio quando ci sono i turisti, quindi a partire dalla Pasqua fino a tutto ottobre, e quindi il mercato riesce, diciamo, a intercettare la maggiore domanda che si viene a creare in tutta la Sardegna. Poi purtroppo da novembre in poi fino alla Pasqua successiva i consumi calano in maniera molto importante, e quindi, diciamo, è un trend che si conferma sia negli aspetti positivi che negli aspetti negativi. Riteniamo che per quest'anno non ci saranno delle grandi differenze, anche se quest'anno riusciremo a portare avanti tutta una serie di progetti su cui abbiamo lavorato in questi anni, che confidiamo che diano una spinta in più anche all'attività degli operatori. Andiamo per ordine. Quando parliamo di calo fra i 4 mesi del picco dell'attività turistica della Sardegna, la percentuale, la differenza con gli altri mesi dell'anno? Ma diciamo che c'è una riduzione del 50%, più che 4 mesi sono proprio 6 mesi e 6 mesi, quindi i 6 mesi della stagione estiva appunto partono da maggio fino a ottobre. Il settore Horeca, quindi tutto il settore che riguarda il settore turistico e della ristorazione, ha un punto di riferimento nel mercato agroalimentare della Sardegna? Sì, assolutamente. Per quanto riguarda l'ortofrutta abbiamo addirittura 2 operatori su 3 presenti nella Sardegna, che per esempio con un grosso operatore diciamo italiano che si occupa della distribuzione dei prodotti agroalimentari, diciamo, si appoggia a questi operatori per poter distribuire i prodotti ortofrutticoli in tutta la Sardegna. Quindi diciamo, riusciamo, e per quello che dicevo, riusciamo comunque come mercato in maniera diretta o indiretta attraverso delle collaborazioni a intercettare la maggiore domanda derivante da questi flussi turistici. Il mercato agroalimentare ha iniziato e avviato il percorso di transizione energetica tra i primi in assoluto in Sardegna. Sì, siamo rimasti affascinati, diciamo, dal nuovo concetto di comunità energetica. Abbiamo incominciato questa analisi, questo percorso già nel 2019, abbiamo fatto un progetto, abbiamo ottenuto dei finanziamenti, in parte anche europei. Lo scorso anno a dicembre abbiamo dato inizio ai lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
a breve diciamo, la realizzazione del progetto partirà realmente in base alle condizioni atmosferiche favorevoli. E diciamo che entro l'estate avremo sicuramente appunto l'impianto che sarà inserito all'interno di una comunità energetica che abbiamo realizzato insieme ad altre aziende del territorio, in modo particolare la Corte del Sole. Abbiamo costituito una vera e propria comunità energetica che si chiama Cervia del Sole e l'obiettivo è appunto quello di accompagnare le imprese in un percorso di sostenibilità energetica ma anche economica, perché ovviamente attraverso la comunità energetica si riesce ad intercettare anche degli incentivi che poi verranno ridistribuiti tra le imprese che condivideranno l'energia elettrica. In tema di cooperazione, 3 anni fa avete avviato un progetto regionale. Sì, anche questo è un progetto che l'anno scorso ha visto la sua parte terminale con il riconoscimento del distretto rurale Sud Sardegna da parte dell'assessorato all'agricoltura della Regione Sardegna. Abbiamo diciamo, negli ultimi mesi del 2024 siamo riusciti a intercettare anche delle risorse pubbliche che sono state diciamo, assegnate con l'ultima variazione della finanziaria a tutti i distretti che hanno presentato dei progetti e quindi già nel 2025 per un triennio avremo delle risorse per poter avviare le attività del distretto. Il distretto è stato costituito sotto forma di società consortile, la Coagri Sardegna, quindi l'ente gestore del mercato, è stato il soggetto promotore di questa iniziativa ed è di fatto una società appunto partecipata anche dalla Coagri Sardegna insieme a tante altre società della ristorazione, anche del sociale e soprattutto imprese agricole, e l'obiettivo è quello di intercettare ulteriori risorse per poter supportare le imprese del territorio per far conoscere meglio i prodotti del territorio sia a livello locale ma poi anche a livello nazionale. Qual è la percentuale dei prodotti sardi che vengono trattati dalla vostra struttura? Purtroppo è in continua decrescita perché le produzioni sono sempre minori. Diciamo che siamo partiti 18 anni fa, nel 2007, dove la percentuale è intorno al 50%, oggi siamo intorno al 30%, per cui è anche per questo motivo che ci siamo fatti promotori di questa forma di diciamo, governo del territorio che è appunto il distretto rurale, che è riconosciuto anche e iscritto nell'albo nazionale dei distretti del cibo, perché può essere non soltanto un attrattore di nuove risorse pubbliche, ma anche uno strumento per aiutare le imprese a fare progetti, a fare rete e quindi a sfruttare tutte le opportunità che il mercato, la tecnologia consente per poter crescere e quindi poter diciamo, aumentare nuovamente la produzione di prodotti del territorio. Non solo ortofrutto ovviamente, si parla di cibo, quindi è tutto prodotto agroalimentare. A cosa si deve? Si deve intanto al fatto che noi abbiamo delle imprese agricole che già 18 anni fa erano fondamentalmente delle ditte individuali con una età media del titolare molto alta, quindi molto spesso anche se è andato in pensione continua a lavorare, in alcuni casi invece ha smesso e quindi è diminuita la produzione. Il fatto stesso che sono aumentati moltissimi i costi di produzione, per cui non sempre è conveniente produrre, quindi molti produttori hanno abbandonato i campi e attraverso infatti questi progetti nuovi, che speriamo che diano anche nuova redditività alle imprese, speriamo che non solo nascano nuove imprese agricole, ma che quelle che sono rimaste sul mercato possano potenziare la propria attività, anche perché c'è uno spazio enorme, nel senso che ogni impresa in questi anni non è che ha venduto i terreni, ha semplicemente ridotto la quota di terreni che sono stati messi in produzione, per cui c'è sempre la possibilità, al contrario, di poter aumentare nuovamente la produzione. Le conclusioni le affidiamo a quello che è l'interesse più importante del telespettatore, i costi delle produzioni agricole. Abbiamo visto che dopo tanti anni, almeno 10 anni,
in cui i costi, ma soprattutto i prezzi delle produzioni ortofrutticole sono rimasti sostanzialmente invariati. Diciamo, negli ultimi 3 anni invece sono aumentati in maniera significativa, perché purtroppo sono aumentati molto i costi di produzione e quindi i prezzi sono rimasti alti e penso che tenderanno a rimanere alti, quindi non soltanto per aumento del costo dell'energia, ma ha inciso molto il costo delle materie prime, per esempio anche i fertilizzanti che provenivano molto spesso dall'Ucraina, per cui diciamo, sono tutti elementi questi che hanno determinato, diciamo, un aumento strutturale dei costi, e quindi purtroppo non ci dobbiamo aspettare una riduzione diciamo, importante dei prezzi e infatti abbiamo visto in tutti questi anni che purtroppo il budget a disposizione delle famiglie non è aumentato e quindi è vero che diciamo, il valore complessivo delle vendite è aumentato, ma sono diminuite le quantità. Questo vuol dire che ciascuno di noi consuma un po' meno di frutta e verdura rispetto a quello che anche rispetto alle raccomandazioni dell'OMS dovrebbe consumare. Nel 2025 il mercato agroalimentare della Sardegna si conferma ai vertici nazionali del settore? Beh, vabbè, vertici, diciamo che cerchiamo di fare il nostro meglio, siamo all'interno della rete nazionale Italmercati, lavoriamo insieme, diciamo che siamo forse un piccolo laboratorio di innovazione, nel senso che attraverso per esempio l'iniziativa del distretto rurale dimostriamo una forte attenzione ai prodotti del territorio. Attraverso la realizzazione della comunità energetica siamo sicuramente i primi che realizziamo una comunità energetica e quindi anche lì c'è un'attenzione ai temi della sostenibilità e in prospettiva non solo per quanto riguarda la conservazione dei prodotti, ma anche per quanto riguarda la logistica delle merci, quindi svilupperemo sicuramente progetti di logistica attraverso mezzi green. Un altro progetto che stiamo portando avanti e che è il primo a livello nazionale è quello per esempio del commercio elettronico, quindi un marketplace dove ogni operatore avrà un proprio negozio virtuale e gli consentirà appunto di poter vendere i prodotti non soltanto in quelle 3-4 ore la notte, ma durante tutte le 24 ore, e quindi tutto questo diciamo sono elementi di innovazione che un po' ci caratterizzano, probabilmente un po' perché ci crediamo, un po' perché forse ne abbiamo anche la necessità, nel senso che dobbiamo cercare di sfruttare tutte le opportunità che la tecnologia, le normative ci consentono per poter aiutare le imprese a stare sul mercato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La pesca dei ricci di mare a Cagliari è una tradizione molto radicata, praticata soprattutto lungo le coste della Sardegna. I pescatori spesso sono subacquei e si immergono per raccogliere questi preziosi frutti del mare. I ricci sono considerati una prelibatezza, in particolare per la loro polpa, che viene utilizzata in cucina per preparare piatti tipici. La pesca è regolamentata per evitare l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine e la stagione di raccolta è limitata in determinati periodi dell'anno per garantire la sostenibilità dell'attività stessa. Sì, il mercato dei ricci di Susicu fa parte ormai un po' della tradizione cagliaritana, esattamente come il consumo di queste prelibatezze. Una tradizione culinaria che ha preso forma anche appunto con il mercato. Noi stiamo approntando ormai la struttura. Ovviamente il comune è legato ai tempi dettati dalla regione, per cui nel momento in cui viene pubblicata la delibera con la possibilità di pesca degli echinodermi, il comune si attiva per la predisposizione del mercato. Ovviamente una programmazione di più ampio respiro darebbe la possibilità ai nostri uffici di non dover ripetere ogni anno la procedura, che è comunque dispendiosa e naturalmente richiede del tempo, e permetterebbe anche agli operatori di poter operare quasi immediatamente, insomma, nel momento in cui viene aperta la possibilità di pesca. I ricci, qualcuno li ha definiti una moda, ma sono proprio un prodotto territoriale che fa parte della tradizione sarda, di Cagliari in particolare. Sì, si sono sempre consumati e vengono consumati durante tutto il periodo in cui è possibile la loro pesca. Già prima del 2011, cioè da quando è stato predisposto il mercato dei ricciai a Susicu, comunque venivano venduti non solo nei ristoranti della nostra città, ma anche nelle bancarelle. Ovviamente la presenza di un mercato ci permette di avere una struttura più conforme, più consona, che permette ovviamente anche la vendita e la degustazione di queste prelibatezze nel rispetto della regolamentazione. Lei ha affrontato tante stagioni della pesca dei ricci, è il decano di questa tradizione cagliaritana ma della Sardegna, rappresenta 200 professionisti. E com'è lo stato di salute di questo prodotto attualmente? La stagione è partita, ad essere sinceri, è un pochino in sofferenza, ma non più di tanto, perché bisognerebbe chiudere alcune zone e aprire altre zone che sono chiuse da decenni, dare modo da poter respirare le zone che sono super sfruttate e lavorare un pochino nelle zone dove c'è il prodotto. I pescatori dai primi di dicembre hanno iniziato la raccolta cadenzata, strutturata, certificata, che terminerà probabilmente nelle prime settimane di maggio, ma i ristoratori sono ben lieti di poter offrire questo prodotto ai loro clienti.
Sì, certo, molti ristoratori di Cagliari, Interland, diciamo tutta la Sardegna, anche loro non vedevano l'ora che si aprisse la stagione alla pesca del riccio, perché è un prodotto che non sembra ma crea occupazione. Quante battaglie avete dovuto affrontare in questi anni? Lei ne ha fatte davvero tante, battaglie intese come dare la possibilità delle regole che servono in questo ambiente, ma soprattutto della fruibilità di questo prodotto. Battaglie le ho affrontate affronto battaglie dall'86, perciò qualche battaglia l'ho fatta giusto per avere credibilità, rispetto e certificazione del prodotto, cercare di salvaguardare al meglio quello che noi andiamo a catturare tutti i giorni nella stagione. Tra qualche giorno si aprirà anche il mercato di Susico, che come folklore storicamente ogni anno dal 2011 è un qualcosa che funziona e dà la possibilità di vedere anche il prodotto a livello naturale. Questo si va a innestare in tutto questo meccanismo, ma se lei volesse dare un consiglio in generale anche alla politica, che consiglio darebbe? Di avere un occhio di riguardo su questa categoria, su questo prodotto, che è un prodotto che ogni anno va a aumentare e creare occupazione, perché non sembra, ma appresso a questo lavoro c'è un indotto di lavoro non indifferente dove si creano parecchie buste paghe. Presso l'Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari è stato presentato il libro di Don Bruno Bignami. Il testo esplora il ruolo dei cristiani in politica utilizzando l'immagine evangelica del lievito. La prima parte del libro si concentra sulle radici teologiche della fraternità e su come il cristianesimo forma le coscienze. La seconda parte presenta le testimonianze di figure come Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giorgio Lapira e David Sassoli, che raccontano la loro esperienza di coniugare spiritualità cristiana e politica, trovando nel Vangelo una guida per contribuire al bene comune. Sempre dalla politica, che non può diventare puramente tecnica, fare delle cose, ha bisogno accanto al fare anche una direzione, e questa direzione la offre solo chi è in grado di avere una passione, una spiritualità, una direzione di sguardi, e quindi abbiamo bisogno di una politica rinnovata, capace appunto di intercettare quelli che sono i veri problemi della gente e capace di dare risposte. Questo libro è dedicato a chi in particolare? È un libro che, come tutti i libri, è indirizzato al lettore che vuole capire della politica, non tanto di quali schieramenti bisogna scegliere, questo non era al centro del mio interesse, quanto capire quali sono i fondamentali perché ci possa essere politica. Cioè, c'è gente che può fare politica ma non essere un politico, perché per essere un politico occorrono dei fondamentali, per esempio la capacità di tessere relazioni, per esempio il valore, la credibilità della parola, per esempio l'attenzione verso gli altri in una fraternità da costruire continuamente. Quindi ci sono dei fondamentali della politica che non è detto che ci siano all'interno dell'esercizio della politica, per quello che dobbiamo essere un po' più attenti nel fare discernimento quando scegliamo le persone, quando andiamo a votare. Non basta dire da che parte sto ideologicamente, dobbiamo imparare a guardare alla capacità delle persone di mettersi al servizio del bene comune in maniera ampia e in maniera adeguata. Intanto prendiamo atto di come questi temi suscitino sempre crescente attenzione. Questo significa, ed è un segnale positivo, che la gente, il popolo e in particolare le comunità cristiane sentono l'esigenza di un impegno in politica, la cui prima espressione è tentare di riflettere, di comprendere il valore dell'agire politico dentro le dimensioni della vita di un uomo e di un popolo. Avere l'anima significa che c'è qualcosa che sta al di là, dentro, come prospettiva di fondo, come senso dell'azione amministrativa semplice. E diceva Giorgio Lapira che se non si ha una grande visione delle cose, se non si ha una larga visione, in fondo il politico è come un amministratore generale che deve semplicemente combinare le cose.
naturalmente anche i direttori generali devono avere una grande visione per lavorare bene. Voleva dire che c'è qualcosa di più che la gestione del consenso o delle singole pratiche, è necessario che ci sia un valore. Per noi il valore è da una parte la carità, l'amore al popolo e dall'altra parte la speranza, avere una visione di giustizia, di pace e di libertà capace di ridare valore all'agire politico, ma soprattutto speranza alla gente. L'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha presentato a Cagliari il suo libro Uguali per Costituzione, dove eravamo e dove siamo, un volume di 384 pagine che denunciano, così come ha spiegato l'autore, un'utopia fallita, che però oggi potrebbe essere la base di un progetto politico ambizioso e l'occasione per rilanciare il ruolo dei cattolici nel centro-sinistra. Poter immaginare un futuro per questo Paese bisogna innanzitutto elaborare pensiero, favorire il confronto e chiamare a raccolta tutti quelli che vogliono appunto partecipare, confrontarsi per elaborare delle possibili risposte che non possono essere calate dall'alto, tantomeno calate soltanto da dei volti o dalle persone senza sapere cosa abbiano in testa o cosa abbiano in mente. Uguali per Costituzione, dove eravamo, dove siamo, dove andremo? Questo non ho la sfera di cristallo, è bello vedere tutto il percorso fatto insieme e cercare di in qualche modo di raccogliere il testimone che ci è stato lasciato. Tutti noi, ce lo scordiamo, stiamo vivendo e godendo dei frutti che sono stati seminati da altri. Cerchiamo di seminare qualcosa in modo che anche gli altri possano raccogliere dopo. Oggi è anche importante una riunione di tutti, una grande partecipazione, il libro è anche un'occasione per avere uno scambio non solo di idee ma anche di confronto. Questa è la politica, cercare di partecipare, far vedere che si ha a cura il paese che si vive, ricominciando ad ascoltare, a provocare, a creare occasioni di confronto, ed è bello che oggi il desiderio di ascolto e di confronto nasca proprio in questa terra, in un'isola, proprio a significare invece del bisogno di unione e di partecipazione. Non bisogna distinguere in giovani, meno giovani, bisogna partecipare e far partecipare, cercare di costruire, cercare di favorire l'incontro. Questa è la politica, bisogna fare in modo che i destinatari dell'azione politica e della politica siano i veri protagonisti. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza?
conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presentata ad Orroli la Fondazione Petras, che rappresenta un traguardo fondamentale per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale dei comuni di Orroli, Serri e Goni. Questa iniziativa unisce 3 comunità intorno a un obiettivo condiviso: la tutela, la promozione e la gestione integrata di 3 siti di rilevanza storica e culturale unica nel panorama sardo e internazionale. I siti coinvolti sono il Nuraghe Rubio di Orroli, conosciuto come il Gigante Rosso, è uno dei più imponenti complessi nuragici della Sardegna, risalente al XII secolo a.C., la struttura famosa per la pietra basaltica e il perfetto stato di conservazione dei tolos della torre centrale, testimonia l'ingegnosità tecnologica dei nuragici. Il santuario nuragico di Santa Vittoria a Serri, un centro religioso e politico situato sull'altipiano della Giara, noto per il tempio a pozzo dedicato al culto delle acque. Questo luogo simbolico dell'età del bronzo si distingue per il connubio tra valore archeologico e paesaggistico. La necropoli di Pranu Mutteddu, a Goni, meglio nota come la Stonehenge della Sardegna, è una vasta necropoli del Neolitico recente, caratterizzata da menhir e tombe scavate nella roccia che raccontano i riti e le tradizioni delle prime comunità insediate sull'isola. Petras è una fondazione a partecipazione pubblica dove i fondatori sono i comuni di Orroli, Serri e Goni. È un acronimo che rappresenta lo scopo sociale della fondazione, ovvero percorsi di turismo rurale, archeologia e sviluppo sostenibile. Quel sito insieme agli altri 2 potrà dare più visibilità al nostro territorio e noi amministratori al tempo ho sempre pensato che comunque era importante puntare su quello che era il turismo. È una cosa bellissima che da troppo tempo si prova, io penso che sia venuto il momento giusto perché i territori, soprattutto dell'interno, abbiano un giusto riconoscimento da un turismo nuovo, un turismo di tutto l'anno, un turismo soprattutto che non è solo estate. La Fondazione Petras è il frutto di un lungo percorso di progettazione e collaborazione.
E non si limita a tutelare il patrimonio storico e archeologico, ma mira a creare un sistema integrato che coinvolga le comunità locali, promuova il turismo sostenibile e rafforzi l'identità culturale del territorio. Attraverso iniziative, educazione, formazione e promozione, la Fondazione rappresenta un esempio virtuoso di gestione condivisa del patrimonio, capace di trasformare il passato in una risorsa per il futuro. Sicuramente essere custodi delle nostre radici è una responsabilità grandissima, perché tutte le pietre, ogni pietra che si trova all'interno dei 3 siti racconta delle nostre radici, racconta della nostra storia, della cultura, delle tradizioni. Significa che la sfida viene raccolta, la rete tra i comuni è la cosa più importante per riuscire a valorizzare un bene, quello della civiltà nuragica, che ci rende unici al mondo e che è presente in tutti i comuni della Sardegna. Buonasera Valerio, ci troviamo al MEM di Cagliari e questa sera vogliamo raccontare la storia di un fotografo di professione, Maurizio Beretta, che poi diventa artista con delle opere fotografiche alle quali ha donato un titolo esplicativo, ma l'interpretazione sta sempre a chi guarda. Buonasera Maurizio, quante opere abbiamo qui? Qui abbiamo circa 35 opere, per lo più in still life. C'è poca altra roba diversa, cose che è il set che ho creato io con l'intento appunto di esprimere un concetto alle volte leggero, alle volte più serio ed importante, un concetto, dicevo, con poche parole che sono funzionali all'immagine che cerca di rappresentare questo concetto. Perché si sceglie di fare delle opere che poi sono spaccati di vita, esporle, ma soprattutto mettere a disposizione l'arte al pubblico? Dunque, io penso che queste mie creazioni, che a me piace chiamare creature, sono un po' come gli esseri umani, che non hanno un'identità solo per il fatto che sono nate, che siamo nati. Io faccio delle foto che, se rimangono però così nascoste nel mio cassetto, non hanno nessun significato. Acquistano un'identità quando qualcuno le può vedere. Questa identità che gli viene conferita dagli altri, per l'appunto, può essere positiva o negativa, questo è irrilevante. L'importante è che altri le vedano, le giudichino nel bene e nel male, e se riesco a comunicare qualche cosa, anche solo a una o poche persone, indurre a un pensiero, o anche strappare un sorriso, io sono soddisfatto. Oggi siamo tutti un po' fotografi con i telefonini, con quella che è la tecnologia, ma l'occhio attento di un professionista ha sempre qualcosa di diverso. Beh, diciamo che si cerca di vedere nelle cose che vediamo tutti i giorni qualcosa di diverso. Un concetto già sviluppato molto meglio di me nell'arte moderna da più di 100 anni a questa parte, cioè il cercare di dare un significato diverso a qualcosa che già esiste. Basta vederlo sotto una luce diversa, una prospettiva, un'inquadratura diversa, oppure restringere solo il campo visivo dell'oggetto che noi stiamo guardando, e si può vedere un qualcosa di diverso. Abbiamo diversi esempi su questo argomento. Le locuzioni che noi usiamo molto spesso per individuare un qualcosa, io ho cercato di rappresentare in un modo diverso quello che in qualche modo molto spesso si chiama pensiero laterale. E qua abbiamo per esempio, non so,
pesce in scatola. Mi descrive il Non Mama? Non Mama è un'immagine che ho voluto creare proprio della violenza di genere, dove viene raffigurata una margherita in cui è rimasto solo l'ultimo petalo, ed è proprio quello Non Mama, visto che tutto intorno è imbrattato di sangue. E io un consiglio che posso dare, consiglio è meglio non darne, però diciamo che forse è meglio fermarsi al primo petalo quando c'è qualcosa che non va e non aspettare l'ultimo, perché l'ultimo petalo potrebbe finire così. Cosa si aspetta da questa mostra? Mi aspetto, ripeto, che queste immagini possano acquistare un'identità attraverso il giudizio, la valutazione, i commenti delle persone. E come ho detto prima, se qualcuno trova qualcosa di interessante o viene indotto a un pensiero, perché oggi come oggi credo che il pensiero sta diventando una cosa un po' rara, rimaniamo un po' tutti quanti troppo sul superficiale, non scendiamo non perdiamo tempo per scendere nel dettaglio e leggere qualcosa in più, oltre a quello che c'è scritto in superficie. Se quale potrebbe essere lo scatto che un professionista come lei vorrebbe donare agli altri? Uno scatto, ripeto, uno scatto che fermi una persona, la persona lo induca a fare un pensiero che non ha mai pensato. Una cosa nuova, si fermi un attimo e dica, però, questo non l'avevo mai pensato, con questo pensiero mi sono arricchito. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il libro della settimana è Il nostro inferno italiano, come lo Stato non tutela le imprese. Il nostro interlocutore è l'autore Enrico Napoleone, conosciutissimo in tutta la Sardegna, soprattutto a Cagliari, che racconta in questo volume un qualcosa che ha complicato la sua vita negli ultimi anni. Che cosa è successo, Enrico? Beh, è successo questo, la nostra era un'impresa storica, è un'impresa storica della Sardegna,
siamo stati un punto di riferimento sicuramente per gli automobilisti della Sardegna intera, prevalentemente del sud Sardegna. Rappresentavamo un marchio che nel corso di circa mezzo secolo siamo riusciti a portare al vertice assoluto del mercato. Avevamo una quota di mercato doppia rispetto a quella che questo marchio aveva a livello nazionale. Eravamo leader sia come marchio che come auto più venduta. L'auto più venduta nel sud Sardegna era la Ford Fiesta, era un caso pressoché unico in Italia e probabilmente anche in Europa. Poi a un certo punto, dopo circa mezzo secolo, nel 2013, come a volte capita in queste multinazionali, da Detroit, quindi dagli Stati Uniti, decisero un cambio di strategia generale, nel senso che Ford decise che sarebbe dovuta diventare un marchio cosiddetto premium, cioè un marchio tipo Audi, BMW, Mercedes, da marchio invece diciamo di massa, chiamiamolo così, come era sempre stato. Nell'ambito di questa, chiamiamola rivoluzione, che avevano pensato negli Stati Uniti, la riorganizzazione richiesta anche alle strutture distributive colpì noi, nel senso che come in tutte queste cose a cascata le decisioni dal vertice arrivano poi alle filiali nazionali e la filiale nazionale italiana decise che siccome Cagliari era un po' un'eccezione, perché anche in virtù dei numeri enormi che facevamo. Napoleone, andiamo per ordine. Quindi l'azienda è la CIA Ford, così conosciuta per tutti per oltre mezzo secolo. Quanti dipendenti ha avuto? Quante macchine vendeva nel corso di un anno? Allora, noi siamo nati nel 1970, dal 1970 fino a oggi le persone che hanno lavorato per noi sono state sicuramente più di qualche centinaio. Nel periodo di massima occupazione avevamo più di 50 persone che lavoravano con noi, vendevamo circa 1000-1200 auto all'anno, complessivamente tra nuove e usato, auto nuove, auto usate, veicoli commerciali. Abbiamo messo su strada circa 50.000 veicoli, quindi questo è stato, come dire, la nostra vita operativa. Ovviamente ottenendo questi risultati con grande impegno, dedizione, sacrificio, che purtroppo a un certo punto non sono stati sufficienti perché la Ford, come dire, tutelasse la nostra storia nella maniera corretta. Quindi quando Ford decise appunto che poteva fare a meno di noi, proprio nell'ambito di questo cambio di strategia globale, iniziò un nuovo percorso. Che tu hai definito un inferno. Così hai ripercorso gli ultimi 10 anni, una lenta agonia che poi si è conclusa con il fallimento. Ma chi è colpevole di questo evento che ha cambiato in maniera decisa la tua vita? Quello che si capisce già dal titolo del libro è come lo Stato non tutela le imprese e lo Stato italiano nelle sue ramificazioni, nelle sue istituzioni, che non ci ha tutelato. Questo è, come dire, è l'amara conclusione alla quale sono arrivato nel corso del tempo, nel senso che ovviamente inizialmente io avevo fiducia sul fatto che comunque i nostri diritti sarebbero stati tutelati, certo che avremmo dovuto combattere, ma che comunque questa battaglia sarebbe arrivata comunque a un punto finale dove i nostri diritti sarebbero stati riconosciuti. Invece questo non è avvenuto, è stato un inferno, perché lo è stato effettivamente, è stato un alternarsi di speranze e delusioni cocenti, e di fatto in 10 anni nessuna delle cause giudiziarie che noi abbiamo intentato è arrivata alla sua conclusione. Ma non parlo nel libro, non racconto solamente della giustizia che sui tempi ci ha praticamente ha contribuito alla nostra morte aziendale,
ma parlo anche di altre istituzioni, perché in tutta questa lunga storia che io ho voluto raccontare in qualche modo parafrasando l'inferno di Dante e quindi raccontando i nostri singoli passaggi come se fossero delle visite nei gironi infernali che Dante descrisse nella Divina Commedia, abbiamo avuto occasione di incontrarci nostro malgrado per quelli che sono stati i risultati con altre importanti istituzioni, quindi con la Banca d'Italia, perché comunque nelle nostre azioni contro la Ford c'è stata anche un'azione, c'è stata e c'è tuttora un'azione contro la banca della Ford che a nostro avviso non rispettava la normativa bancaria, e la Banca d'Italia, che deve vigilare sulle banche, ha fatto finta di niente, nonostante noi abbiamo portato le prove e la documentazione che questa banca, per come la vediamo noi, non rispettava la normativa per il 100% dei propri clienti. Non tanti, però erano tutte le concessionarie della rete Ford in Italia. C'è stato un provvedimento dove noi ci siamo inseriti nell'ambito dell'antitrust, che nasceva da una confessione, diciamo così. C'erano dei veri e propri pentiti, era la Mercedes, che per in qualche modo tutelarsi a un certo punto rivelò all'autorità antitrust italiana il fatto che le case automobilistiche e le loro società finanziarie, cioè coloro che concedevano i finanziamenti rateali ai clienti, avevano costituito da decenni ormai un cartello dove indebitamente si scambiavano informazioni per guidare il mercato a discapito ovviamente sia dei clienti sia dei concessionari delle varie reti delle case automobilistiche. L'autorità antitrust arrivò a riconoscere, cioè a confermare questa confessione che Mercedes aveva fatto e sanzionò le case automobilistiche con una mega sanzione di 680 milioni di euro. Ovviamente spalmata tra le varie case automobilistiche, a Ford ne doveva pagare circa 40 di sanzione. Poi le case automobilistiche fecero ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Il TAR e il Consiglio di Stato, per dei cavilli, veramente dei cavilli formali che non inficiavano la natura della questione, perché comunque la questione ovviamente nasceva da un'autodenuncia, quindi da una confessione. Comunque per questa serie di cavilli annullò tutto, e quindi annullò la sanzione di 680 milioni di euro, annullò ovviamente da un certo punto di vista le ragioni della clientela automobilistica e delle concessionarie. Questo è giusto uno dei casi di cui racconto nel libro. La domanda di rigore, Napoleone, è questa: dovendo tornare indietro di 10 anni, farebbe dei cambiamenti, strategie diverse per salvare l'azienda, per salvare quei tanti posti di lavoro? Allora, diciamo che col senno di poi è facile dire probabilmente sì. In realtà io ho sempre creduto e credo tuttora, e il motivo anche per cui ho scritto questo libro è che in uno Stato civile debbano vigere delle regole precise che tutelino le persone, le imprese, i cittadini nella stessa maniera. Questo è il principio di uno Stato di diritto. Non deve vigere, come nella realtà, questa è la conseguenza, vige in Italia la legge del più forte, perché il più forte ha le spalle più larghe e può resistere tranquillamente per anni. Se anche perde una causa importante non succede niente, e comunque si può tranquillamente barcamenare in una situazione dove invece un'azienda medio-piccola non è assolutamente in grado di resistere. Lo Stato dovrebbe tutelare tutti nella stessa maniera. Di fatto così non è. Quello che io ho raccontato è questo, per far riflettere sul fatto che bisogna comunque fare qualcosa, perché ovviamente questo che è successo a noi, che sicuramente è successo a altre imprese, è un qualcosa che poi ha i suoi effetti sull'economia globale di uno Stato, sul futuro di uno Stato. Lo Stato italiano, che secondo me, per quelli che sono i presupposti, così non può avere un futuro.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Assintel Report Speciale Startup e l'Osservatorio delle competenze digitali di Confcommercio hanno presentato a Manifattura Tabacchi il report sul mercato nazionale e regionale della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Oggi più che mai il digitale è la chiave dell'evoluzione del nostro sistema economico, sia per la valorizzazione del Made in Italy digitale che per promuovere una partnership tra il mondo delle imprese e quello della politica. Sul tema nel corso dei lavori c'è stata una piena condivisione sul fatto che solo un approccio sistematico può tracciare una visione condivisa, coerente e vincente sul futuro digitale. Sicuramente questo è un modello, è un comparto che hanno bisogno di un grande sostegno da parte della tecnologia digitale. La Sardegna è un'area, diciamo, che ha le sue difficoltà. E in questo caso la tecnologia ci consente di uscire da un inghippo in cui siamo sicuramente stati relegati da tempo, e il mondo del commercio e il mondo dei servizi sono sicuramente quelli che possono maggiormente poter sfruttare questo tipo di supporto. Quindi il nostro impegno è quello di sollecitare ulteriormente e di rendere le nostre imprese molto più presenti nel mondo della digitalizzazione. Sardegna Ricerche è il soggetto che per vocazione da tanto tempo si occupa di supportare le imprese nella loro crescita e nell'acquisizione della competitività necessaria per stare su mercati non solo regionali ma anche nazionali e internazionali, attraverso una serie di azioni che porta avanti da anni come lo sportello startup e altre iniziative. È riuscita nell'obiettivo appunto di favorire la nascita e la crescita di un numero veramente rilevante di nuove imprese innovative. Sul tema di oggi, tra l'altro, Sardegna Ricerche già dai prossimi mesi dovrà mettere in campo azioni importanti come organismo intermedio che l'autorità di gestione ha delegato all'attuazione di una parte dei programmi
2021-2027 del nuovo FESR e destinando quindi a Sardegna Ricerche importanti risorse pari a circa 26 milioni di euro che si tradurranno in misure specifiche proprio dedicate alla innovazione, all'ICT e quindi a tutte quelle misure di digitalizzazione che serviranno a rendere le imprese più competitive e più pronte per stare sui mercati. La Sardegna rappresenta in questo settore sicuramente un'eccellenza quindi dal quale andare veramente fieri, e noi come Regione Sardegna confermiamo il massimo impegno a sostegno delle imprese del settore. Da questo punto di vista noi come assessorato alla programmazione e bilancio nello specifico e quella che è la nostra branca amministrativa, ovvero il centro regionale di programmazione, siamo attivi con strumenti importanti, in particolar modo in quanto siamo autorità di gestione del programma strutturale europeo FESR 2021-2027, che mette a disposizione 29 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese e 113 milioni di euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ai quali poi si aggiungono 240 milioni per sostegno proprio alla competitività delle imprese in chiave ovviamente tecnologica e quindi diciamo per quelle che sono le tecnologie anche di frontiera. Da sottolineare un aspetto molto importante, la cosiddetta riprogrammazione di questo fondo strutturale con l'adozione del regolamento STEP, che permette di dedicare a questo settore in particolare 160 milioni di euro in quelle che sono definite, come dicevo, le tecnologie di frontiera, ovvero le deep tech, e quindi quelle che l'Unione Europea ha individuato anche in chiave, se vogliamo, geopolitica, quindi di competizione con quelli che sono diciamo i major del profilo internazionale, quindi Stati Uniti, Cina e Russia, per in qualche modo garantire un maggior fermento del nostro mercato, ovviamente italiano, in questo caso sardo, che ripeto parte da basi di assoluta eccellenza, che però naturalmente necessitano di maggiore sostegno e di implementazione con risorse finanziarie, strumenti anche amministrativi che la Regione sta mettendo in atto con grande efficacia, e i numeri insomma ci danno ragione. La pubblica amministrazione probabilmente in questo momento è avvantaggiata dal fatto che il PNRR ha garantito delle risorse aggiuntive, risorse naturalmente importanti, che hanno permesso una evoluzione da questo punto di vista delle pubbliche amministrazioni. C'è ancora tanto da fare, c'è sicuramente una strada lunga ancora da percorrere, però quella imboccata è sicuramente la via giusta. Sicuramente la Sardegna ha delle enormi potenzialità che deve sviluppare, deve sicuramente incrementare quello che è la sua presenza digitale. Sicuramente è un territorio che in questi anni, negli ultimi anni, ha avuto un grande sviluppo. Noi siamo molto contenti a livello nazionale di presentare questi dati. Devo dire che ci aspettiamo e supporteremo ovviamente la Regione, le aziende del mondo digitale, ma anche quelle aziende della domanda di digitale in questo processo, e ci rendiamo ovviamente disponibili con quelle che sono le amministrazioni che insomma gestiscono il territorio nel supportare l'amministrazione nel fare questo, quindi un progetto, una strategia a medio-lungo termine nell'ambito della digitalizzazione di questo meraviglioso territorio. C'è un dato che è soddisfacente mentre un altro ha da fare un lavoro più specifico? Ma sicuramente il lavoro specifico, che però non vale solamente per la Sardegna, vale per tutta Italia, riguarda le competenze. Noi dobbiamo lavorare molto sulle competenze digitali, sia per quanto riguarda le aziende dell'offerta digitale, ma anche per quanto riguarda la domanda del digitale, e quindi sicuramente bisogna lavorare molto. Per quanto riguarda invece ciò che riguarda la digitalizzazione e dei centri di specializzazione nell'ambito della digitalizzazione, ce ne sono molti in Sardegna, ma dobbiamo fare in modo di creare rete, di fare sistema. Questo, ripeto, non vale solamente per la Sardegna, ma ce ne sono molti in Sardegna, molto efficaci, che sono anche nati in questi ultimi anni. Cerchiamo di mettere insieme, di fare rete e di fare in modo di potenziare quello che ogni centro di innovazione ha di buono. Imprese e pubblica amministrazione sono messe sullo stesso piano per quanto riguarda lo sviluppo dell'ICT? No, non sono sullo stesso piano. La pubblica amministrazione però negli ultimi anni è migliorata molto grazie anche al PNRR e quindi alla progettualità che quindi queste risorse economiche hanno portato alla pubblica amministrazione. Le imprese sono un po' più avanti da questo punto di vista, ne stavo proprio parlando adesso con alcune persone. Quello che volevo dire è che nel resto del paese d'Europa, ma anche per esempio in Inghilterra, che ormai non è più in Europa, è la pubblica amministrazione da cui parte l'innovazione, non sono le aziende, mentre da noi abbiamo che sono le aziende che innovano, eccetera. Quindi vorremmo portare la pubblica amministrazione a essere comunque anche lui un soggetto di innovazione.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il tempo passa, corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più. Il tempo passa. Dopodomani Alessandra Todde festeggerà il suo compleanno e sicuramente, mentre si accingerà a spegnere le 56 candeline con i suoi cari e i collaboratori più stretti, farà una seria analisi del primo anno di lavoro a Villa Devoto. Ed è questo il tema di chiusura di Panorama Sardo, che in questi 12 mesi ha seguito con grande attenzione il lavoro della prima donna alla guida della Sardegna. Non è mancato l'impegno profuso dall'ingegnera nuorese, già sottosegretaria e viceministra nei governi Conte e Draghi, numero 2 nazionale dei 5 Stelle, che dopo 30 anni vissuti tra studio e lavoro lontano dalla sua isola ha scelto di ritornare abbracciando un progetto ambizioso: diventare la donna di una svolta epocale nell'amministrazione di una regione condannata allo spopolamento e ad essere da sempre colonia delle politiche di Roma e dei suoi diversi governi. A dar valore alla risposta dell'opposizione in assemblea consiliare nel giorno della sua versione in aula sul tema scottante della decadenza resa pubblica il 3 gennaio, con una ordinanza a ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello del Tribunale di Cagliari per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale in vista del voto di febbraio 2024. La minoranza in Consiglio, capeggiata da Paolo Truzzu, rimane sulla propria linea di pensiero.
che riassunta non lascia spazio ad un suo futuro alla guida della Sardegna. Ad oggi non c'è la minima possibilità di andare oltre tempi ragionevoli per la presa d'atto della decadenza della consigliera Todde, che comporterebbe la fine della 17ª legislatura. Il centrodestra accusa la Presidente di avere voluto, in quasi un anno di governo regionale, un braccio di ferro con Roma che ha creato solo problemi e bocciature. Tra 50 giorni, giovedì 20 marzo, è in calendario l'udienza presieduta da Gaetano Savona, Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari, nel corso della quale sarà esaminata la domanda di sospensiva cautelare presentata dai legali della Presidente, un ricorso avverso all'ordinanza ingiunzione firmata dalla giudice del Collegio regionale di garanzia elettorale Gemma Cucca di 35 pagine, presentato il 27 gennaio dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. In attesa del 20 marzo entrerà in piena attività la Giunta per le elezioni, presieduta da Giuseppe Frau, rappresentante in consiglio di Uniti per Todde, di cui è stato nominato vicepresidente Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020. Della Giunta fanno parte, in rappresentanza della maggioranza, Roberto De Liu, Partito Democratico, Salvatore Cao, Orizzonte Comune, Giuseppe De Sena, Alleanza Verdi e Sinistra e Gianluca Mandas del Movimento 5 Stelle. Sono in quota minoranza con Tunis, Antonello Floris di Fratelli d'Italia, Piero Maieli di Forza Italia e Alessandro Soriga della Lega. Nel dettaglio si prevede anche un eventuale intervento della Corte Costituzionale in due percorsi distinti. I tempi per arrivare a un giudizio finale potrebbero essere lunghi, perché alla delibera della Giunta, presieduta da Giuseppe Frau, con la quale si ricostruiranno i fatti oggetto della decadenza, con la relativa interpretazione che ne farà seguito, si arriverà ad una mozione che chiede formalmente e tassativamente all'esecutivo regionale di sollevare di fronte alla consulta il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Sardegna, secondo quanto prevede l'articolo 134 della Costituzione. C'è da risolvere soprattutto un interrogativo che riguarda chi per legge abbia il potere di decidere la decadenza della Presidente Todde. C'è anche una seconda ipotesi. Qualora i giudici del Tribunale Civile non riconoscessero la manifesta infondatezza e rilevanza delle osservazioni del Collegio di Difesa della Todde, i giudici si rimetterebbero alla sentenza della Corte Costituzionale e ciò comporterebbe per legge una ordinanza che sospenda, in attesa del pronunciamento della consulta, l'attività del Consiglio regionale. Sono oggetto di analisi due leggi, una nazionale del 1993 ed una regionale del 1994, sicuramente non in linea con l'attuale normativa costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione. Libera e nei pressi della verità. Per domani è atteso il pronunciamento del TAR del Lazio che deciderà sul ricorso presentato da una società già in attività nell'isola che si oppone al decreto governativo che dà alle regioni la possibilità di decisione sulle aree idonee. È importante sottolineare che il Consiglio di Stato ha già accolto il ricorso ed ha rimandato ogni decisione in attesa del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale. Se i giudici dovessero accogliere il ricorso del privato, gli spazi di manovra per tutte le regioni si ridurrebbero ulteriormente. Se invece lo dovesse respingere, le scelte più importanti sulle rinnovabili passerebbero da Roma alle regioni. Nel frattempo è arrivata puntuale anche l'impugnazione della legge sulle aree idonee emanata dalla Regione, che in pratica boccia il lavoro di tanti mesi della Giunta Todde per regolamentare l'individuazione delle aree idonee per installare gli impianti per la produzione di energia eolica e fotovoltaica. 12 pagine per evidenziare che la legge sarda va contro gli stessi principi della Costituzione, perché lede la certezza del diritto, del legittimo affidamento commerciale e lede la libertà di iniziativa economica,
contrasta con la disciplina nazionale del procedimento amministrativo e deroga alla normativa europea di promozione delle energie rinnovabili. In particolare, nell'articolo 1,7 la legge 45, approvata dal Consiglio regionale il 5 dicembre 2024, parla del cosiddetto criterio di non idoneità, secondo il quale se un progetto di un impianto ricade sia nelle aree idonee che in quelle non idonee, allora prevale la non idoneità. Proprio su questo punto il governo contesta un contrasto della norma con il principio euro-unitario dell'interesse pubblico prevalente alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e quindi con l'articolo 117 primo comma della Costituzione. Il principio dell'interesse pubblico prevalente, sempre secondo il governo, richiederebbe una valutazione caso per caso e non si può quindi disporre un divieto generalizzato. Alessandra Todde ha replicato che la bocciatura è arrivata senza che ci sia stata nemmeno una sua convocazione, violando pertanto lo Statuto sardo che prevede il diritto alla partecipazione del Presidente al Consiglio dei Ministri quando si discutono temi di rilievo per la regione interessata, ed ha sottolineato la virtuosità del modello adottato dalla Sardegna per la salvaguardia della tutela dell'ambiente, del suolo e del paesaggio, pur condividendo la transizione ecologica ed energetica. E pensare, ha concluso la Presidente, che c'è stato chi ha definito questa nostra legge debole e inutile, un regalo agli speculatori. All'opposizione ci sono forze politiche, continua la Todde, che si schierano a parole contro la speculazione energetica e a difesa dell'ambiente, mentre a Roma operano sistematicamente contro gli interessi regionali, promuovendo scelte politiche ed energetiche che ci penalizzano. Non sono mancati gli interventi critici degli assessori Cani dell'industria, Spanedda dell'urbanistica e Rossana Laconi dell'ambiente, che hanno ricordato come l'individuazione delle aree idonee sia stata condotta con un approccio scientifico basato sulla tutela degli equilibri ecologici e sulla necessità di preservare un habitat come quello isolano di rilevanza europea, zone umide riconosciute a livello internazionale e territori ad alta sensibilità ambientale. Una normativa, la nostra, che ha voluto escludere dalle installazioni le aree di maggior pregio naturalistico come parchi, riserve, monumenti naturali e siti protetti. Venerdì la Presidente, accompagnata dall'assessore dell'industria Emanuele Cani, si è precipitata nella sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere chiarimenti al Ministro Gilberto Picchetto Frattin sull'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge sarda e fare il punto sui progetti strategici per le materie prime critiche riguardanti il territorio isolano, attualmente in valutazione presso la Commissione europea. L'incontro ha costituito un passaggio necessario per il superamento delle centrali a carbone presenti in Sardegna. La Presidente ha anche sottolineato la volontà della Regione di rispettare gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, continuando a tutelare nel frattempo gli interessi della Sardegna e dei sardi. Abbiamo respirato la preoccupazione dei sardi rispetto a quello che stava per accadere, rispetto a quello che sentivano incombente, rispetto al fatto di vedere il loro territorio, il loro ambiente, il loro paesaggio trasformato in un ambiente, in un paesaggio industriale. E questo noi l'abbiamo capito, e l'abbiamo capito talmente bene da esserci assunti una parola che forse non è così, come dire, sentita, che si chiama responsabilità, che è la responsabilità di governare, la responsabilità di confrontarsi, la responsabilità di cercare con i mezzi disponibili di risolvere la situazione. E con questo spirito che abbiamo fatto una legge, la sospensiva, la 5, che ha permesso ancora oggi, a fronte di tutti coloro che negano l'evidenza dicendo che è una legge che non ha sospeso nulla, ancora oggi mi giunge notizia dal Comune di Nuoro che una swap è stata rimandata indietro grazie alla 5. E questa continua campagna di contrapposizione, che forse è una pagina che non è una pagina
di cui andare orgogliosi, perché andare contro la speculazione, proteggere il proprio territorio non è fronte di demagogia, non è fronte di populismi, è fronte di un territorio è di un popolo che cerca di essere unito di fronte a queste cose, e invece non è stato così. Si è cercata la contrapposizione, si è cercato di cavalcare la paura della gente, si è cercato di trovare capi espiatori, si è cercato di trovare colpevoli, a fronte di una situazione che non è nata adesso, non è nata negli ultimi 8 mesi, ma è nata negli ultimi 20 anni. Ci si è dimenticati di pale eoliche che erano nel nostro territorio e che c'erano già da decenni, e ci si è inventati che erano nate, spuntate come funghi nei giorni prima. Ci si è inventati che la Giunta, anche con l'ultimo tema del silenzio assenso sulla Basilica di Saccargia, ha contribuito colpevolmente a non rispondere, dimenticandosi una sentenza del Consiglio di Stato dell'8 di aprile, quando la Giunta non aveva neanche giurato, che metteva una pietra tombale su 3 anni di contenzioso di quell'impianto, dell'impianto di Erg, dicendo che non c'era altro modo di procedere. E si è andati avanti cercando di dividere. Io credo che quello che stiamo facendo oggi, e per questo voglio ringraziare la maggioranza, voglio ringraziare i miei assessori, voglio ringraziare i funzionari degli assessorati che hanno lavorato in maniera incredibile, in maniera indefessa, e voglio ringraziare anche la minoranza, perché comunque tutti abbiamo lavorato per riuscire a chiudere questa legge, per fare in modo che si potesse andare oltre, per fare in modo che questo fosse il primo passaggio di una strategia energetica che non si ferma in questo momento. Perché noi sappiamo bene che ci attende un piano energetico regionale che è fermo al 2016. Sappiamo bene che ci attende una società energetica regionale che finalmente riuscirà a fare gli interessi dei sardi. E queste cose non sono cose degli ultimi 8 mesi, sono cose sedimentate, sono cose che noi ci troviamo ad affrontare dopo molto tempo. E io credo che una cosa debba essere riconosciuta a questa Giunta, che è il coraggio di guardare le cose in faccia, di non nascondersi dietro la complessità delle cose che dovevamo affrontare e di averle affrontate con i metodi e i mezzi che avevamo a disposizione. Questo è quello che abbiamo fatto. Cosa ci dà questa legge? Questa legge ci dà delle regole, la possibilità di dire a chi arriva qua lo puoi fare, qua non lo puoi fare, e dirgli che ci sono dei territori che non si possono violentare, dei territori che hanno beni culturali, che hanno foreste, che hanno paesaggio, che noi non vogliamo che siano toccati, perché questa è la volontà dei sardi. Diciamo anche che noi vogliamo fare la transizione energetica, che non siamo quelli dei no, che siamo quelli che la vogliono fare, però dando delle direttrici, dicendo che questa transizione energetica deve essere fatta nelle aree industriali, che deve essere fatta nei terreni di risulta, che deve essere fatta incentivando le comunità energetiche. Credo che mai prima la Regione Sardegna abbia stanziato tanti fondi, quasi 700 milioni, per riuscire a coprire tutte le superfici che possono essere capannoni, che possono essere case, che possono essere contesti che non consumano suolo. E abbiamo detto che volevamo confrontarci con i sindaci e con le comunità, perché anche questo è importante, ascoltare le voci delle comunità. Ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto che c'è una frattura con i cittadini e che noi non abbiamo ascoltato le comunità. Le abbiamo ascoltate come? Abbiamo girato la Sardegna incontrando tutti i sindaci del territorio, confrontandoci con loro, abbiamo lavorato con i comitati, abbiamo lavorato con tutte le persone che volevano trovare una soluzione. Certamente non abbiamo potuto lavorare con chi non voleva confrontarsi. L'esecutivo sardo inoltrerà ricorso alla consulta, che avrà il compito della decisione finale sulla materia, che sta vedendo anche altre regioni adottare norme giudicate dal governo come restrittive. Altri problemi riguardano il secondo mese di esercizio provvisorio discusso giovedì in Consiglio regionale. Una richiesta obbligata, visti i ritardi maturati nella predisposizione del bilancio 2025-2027. Una manovra da oltre 10 miliardi di euro che rispetto all'ultimo documento prodotto dalla Giunta Solinas prevederebbe un importante incremento dei fondi destinati a politiche sociali e sanità.
Tema quest'ultimo, quello della salute, particolarmente spinoso per l'emergenza che si è manifestata da Cagliari a Sassari. Nell'occhio del ciclone da 11 mesi l'assessore Armando Bartolazzi, bocciato dai sindacati confederali e non, dagli ordini dei medici isolani, ma anche da alcuni componenti della maggioranza. L'azienda regionale di eccellenza, Brozzo, è in piena emergenza. Alla Santissima Annunziata e all'azienda ospedaliera universitaria di Sassari le richieste principali sono raccolte in 4 punti. Potenziamento immediato del personale sanitario per fronteggiare il crescente numero di pazienti e garantire tempi di attesa accettabili e un'assistenza dignitosa. Sono davvero tanti i problemi da risolvere mentre è volato questo primo anno di attività di Alessandra Todde a Villa Devoto. Una ragione in più per augurare alla Presidente un buon compleanno dalla redazione di Panorama Sardo. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.